Edizione 2026 di Fruit Logistica. Noi di Verde a Nord-Est siamo qui per raccontarvi tutte le novità e le innovazioni dal mondo dell'ortofrutta. Dopo la sigla Verde a Nord-Est può iniziare. In una Berlino insolitamente coperta di neve, erano anni che non lo vedavamo, siamo venuti per l'edizione 2026 di Fruit Logistic. Il claim è Let's Grow, cresciamo. Andiamo a vedere tutte le novità di questa edizione di Fruit Logistica. Il Veneto è la regione Olimpiadi. Cortina Milano 2026 e qui siamo allo stand di Fruit Logistica, quindi si unisce le eccellenze del territorio con la promozione del territorio. È quello che bisogna fare, è quello che abbiamo fatto quando abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO, riuscendo a ottenere questo risultato. L'Italia è un paese complesso, ma ha tutto, ha ambiente, ha produzione di grande qualità, storia, cultura, identità, tradizione e ovviamente deve trasformare in ricchezza. E questo è quello che abbiamo come obiettivo, garantendo maggiore competitività alle nostre aziende e aprendo più mercati possibili, perché è l'obiettivo di ogni imprenditore quello di vendere di più ed è obiettivo strategico del governo Meloni aiutare a fare quello che va fatto. Qui ci sono tante DOP, capitolo Mercosur, tutela, lei l'ha già ricordato, siete sul pezzo. Siamo sul pezzo, siamo riusciti a migliorare un accordo per una nazione esportatrice. Gli accordi internazionali con l'abbattimento delle tariffe è sempre un obiettivo di carattere strategico. Non eravamo soddisfatti del Mercosur come era stato proposto, l'abbiamo modificato in maniera radicale garantendo maggiore reciprocità, garantendo la possibilità di avere norme a protezione del mondo agricolo, risorse sufficienti a garantire forza alle nostre aziende. Solo alcuni mesi fa c'era un taglio per le politiche agricole comuni del 22% rispetto al settennato precedente. Grazie all'Italia noi non solo avremo tutte le risorse, recuperando 9 miliardi, ma aggiungendo 1 miliardo in più che finiranno giustamente nelle tasche dei nostri produttori. Un mondo produttivo forte come quello italiano non deve temere niente. Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, un momento importante questo a Berlino, una fiera importante e dietro c'è un grande lavoro anche dei vostri uffici all'estero. Sì, noi abbiamo circa 90 uffici in 80 paesi nel mondo. È chiaro che la Germania è il principale importatore del prodotto Made in Italy di questo settore, importa circa poco meno di 2 miliardi di euro, è in crescita, ma questo non è un punto focale solo per la Germania, ma è un momento importante per tutto il mondo, perché Fruit Logistic comunque è un punto di riferimento, diciamo, globale, quindi è importante per noi portare qua gli imprenditori, agevolarli ad incontrare i vari operatori e fare quel lavoro di networking che aiuta a crescere questo numero. Poi quest'anno è un momento importante per due motivi: uno sicuramente per questo premio che ci siamo presi, non poteva essere diversamente, adesso possiamo dirlo per scaramanzia, prima non lo facevamo, della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO, anche perché insomma ciò che ha creato la cucina italiana è soprattutto il prodotto del territorio e ciò che nasce dal nostro terreno. Quindi è una vetrina importante dove dobbiamo esserci, dove dobbiamo rinforzare la nostra presenza, e qui c'è la seconda parte, diciamo, dell'opportunità, che con le nuove risorse che sono state date all'Istituto del Commercio Estero è opportuno naturalmente aumentare ancora di più tutte quelle attività che sono prioritarie per creare non solo la promozione del Made in Italy in questo comparto, ma anche lo sviluppo.
Quello che si fa quando si viene ad una fiera come Fruit Logistica qui a Berlino è anche un viaggio attraverso i colori e i sapori di tanti continenti. Noi siamo nello stand del Kenya perché tra poco ci sarà la presentazione di un progetto importante di Renzo Piraccini con la sua Piraccini Agri-Food Consulting. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Renzo Piraccini, un progetto importante con l'Africa presentato oggi a Fruit Logistica nello stand del Kenya. Di che cosa si tratta? Beh, intanto devo dire che il nome dice già molto, Italian Agri-Food Technology for Africa. Quindi si tratta di un gruppo di imprese italiane, esattamente sono 10 imprese italiane che operano in tutti i settori della filiera ortofrutticola, quindi dalla produzione, il settore dell'irrigazione, le macchine orticole, la vivaistica e anche soprattutto nella fase di trasformazione del prodotto, che intendono promuoversi in quest'area che è un'area di grandissima prospettiva. Pensate che in Africa subsahariana oggi vivono circa 1 miliardo e 400 milioni di persone che nel 2050 diventeranno 2 miliardi e mezzo. Quindi c'è quasi un raddoppio e questa gente ha bisogno di mangiare. Quindi prima di tutto lo sviluppo deve essere fatto pensando al mercato interno. Siccome è un mercato di grande prospettiva ma molto difficile, queste imprese hanno deciso di mettersi insieme e di promuoversi in maniera sinergica. Quindi è di fatto un progetto promozionale che ha una durata di 2 anni e che prevede una serie di tappe nei diversi paesi africani. Sono coinvolte delle primarie aziende del settore e l'obiettivo è quello proprio di fare squadra. Esatto, cioè oggi fare business vuol dire, in queste aree vuol dire competere con ditte cinesi che sono molto aggressive, soprattutto sui prezzi. Ora ci sono, soprattutto nella meccanica agricola, molto forti sono gli indiani e sta entrando prepotentemente anche la Turchia, che ha molte imprese del manifatturiero veramente interessanti. Qui che cosa stiamo cercando di fare? Abbiamo individuato 3 hub, uno a Dakar in Senegal, uno a Nairobi in Kenya e l'altro a Johannesburg, che saranno un po' la base di questa attività promozionale che intendiamo fare. Inoltre, soprattutto con l'intervento del gruppo Coface, che è il leader mondiale nelle assicurazioni e nelle informazioni commerciali, si cercherà di mettere insieme una serie di interlocutori che siano affidabili, perché il vero problema di queste aree è che spesso è difficile individuare chi è l'interlocutore giusto. E penso alle macchine agricole, il problema non è solo la vendita, è il post vendita, quindi costruire magari insieme attività di post vendita che possono essere di interesse. Questo è un po' il business, comunque continueranno a gestirle direttamente le aziende, noi vogliamo semplicemente promuovere le attività delle imprese. Oggi ci troviamo alla Fiera Agricola di Verona, arrivata alla 117esima edizione. Andiamo a scoprire la voce dei protagonisti. Presidente, questa è una fiera molto importante che mette in risalto le produzioni agricole, ma che ruolo ha questa fiera per il Veneto e per l'Italia? Ha un ruolo molto importante, siamo un punto di riferimento non solo nazionale ma proprio internazionale per come il settore agricolo, il settore primario viene rappresentato proprio in questa manifestazione, cioè a 360 gradi. Tutte le filiere sono rappresentate, da quella meccanica agricola, dalla zootecnica, l'agrivoltaico e poi l'ortofrutta, per arrivare poi alla parte tech che continua a crescere, e dunque droni, sensori, la parte smart irrigation, l'intelligenza artificiale. Ecco, tutto questo si trova qui a Verona Fiera davvero ai massimi livelli per essere utile agli agricoltori di oggi ma anche a quelli che guardano al domani. Assessore, una fotografia dell'agricoltura italiana, l'impatto e anche chiaramente l'importanza sul Veneto. Beh, è un'agricoltura che
sicuramente ha degli aspetti positivi, con un governo che è molto sensibile a tutte le problematiche che ci sono, che si è fatto parte attivo anche verso l'Europa, e quindi io devo ringraziare fortissimamente il mio ministro Francesco Lollobrigida. È un'agricoltura poi che ha degli aspetti preoccupanti anche. Io soffermo questa breve intervista su due aspetti: i grandi seminativi. I grandi seminativi hanno delle problematiche importanti. Pensate che se si aprono alcuni mercati, tipo quello dell'Ucraina, il prezzo del mais, da prospettive e ricognizioni anche di centri importanti, potrebbe calare al 40%, quindi attenzione, perché i grandi seminativi anche nel Veneto sono importanti. Pensate alla bietola, ha un crollo nella semina, e quindi chiaramente anche lì ci dobbiamo porre una serie di domande. E poi abbiamo delle eccellenze, abbiamo nell'agroalimentare, pensate solamente al prosecco o anche a altri vini. Ma l'attenzione che noi dobbiamo porre è nella prossima programmazione comunitaria, perché in un momento di vacche abbastanza magre, noi alcuni comparti, l'allevamento, il latte, la carne, li dobbiamo aiutare, dobbiamo stare vicini, e si aiutano soprattutto prevedendo delle misure importanti nella prossima programmazione. Quindi dobbiamo metterci a lavorare subito, e io ho aperto proprio già dei tavoli di lavoro su queste considerazioni. Sindaco, quanto importante è questa fiera per il Veneto e anche per l'Italia? Moltissimo. Per Verona è un fiore all'occhiello, ma è anche simbolo della nostra identità, delle nostre radici e soprattutto di un comparto che davvero ha numeri pazzeschi per la nostra provincia, per il Veneto, e come sappiamo anche la biodiversità che la nostra produzione ha, e soprattutto l'expertise nei macchinari, insomma, la qualità dei nostri prodotti credo che sia uno dei comparti più importanti del nostro paese, anche perché vuol dire attività sociale, perché tendenzialmente queste tradizioni sono familiari, e credo che il tessuto delle nostre comunità sia davvero molto riconoscibile poi anche in queste mostre, che hanno già raggiunto una valenza internazionale. Questo è l'orgoglio di noi veronesi, di avere qui a Verona appunto il primo evento come numeri e importanza d'Italia di questo comparto. Si inaugura oggi lo stand di Veneto Agricoltura. Andiamo a intervistare il suo direttore, Federico Caner. Direttore, buongiorno. Qual è lo stato dell'agricoltura in Veneto? Quali sono i settori che crescono e quali altri invece rallentano? Direi in generale i numeri dell'agricoltura del 2025 che presentiamo oggi sono numeri positivi, con un'agricoltura che cresce a 8,8 miliardi, quindi molto di più rispetto al 2024. È anche vero che è un'agricoltura a chiari e scuri, nel senso che abbiamo dei settori che crescono molto, penso ai sistemi legnosi, in particolare la viticoltura, con una crescita del 7%, penso anche alla zootecnia, in particolare legata al mondo della carne, anche se dobbiamo dire che questa crescita è legata molto ai valori, anche per effetto dell'aumento dei prezzi, delle derrate agricole in generale, e poi però abbiamo dei settori che sono in difficoltà, penso a una parte della frutta, penso alla pesca, con il settore dei molluschi bivalvi, le volgole in particolare, che per effetto dei cambiamenti climatici, granchio blu e muffe che si sono verificate sul territorio, ci hanno portato ad avere una produzione praticamente annullata. Ecco, quindi l'agricoltura è un'agricoltura che, se la guardiamo da un punto di vista così superficiale dei numeri, è positivo. Se poi entriamo nel merito vediamo dei settori che trainano e dei settori che sono in difficoltà. Penso alla bilancia commerciale, che ha avuto un meno 350 milioni di euro, anche se le esportazioni sono aumentate, ma sono aumentate di molto anche le importazioni. Quindi questo è il dato dell'agricoltura veneta nel 2025. Qual è lo stato oggi dell'agricoltura in Veneto? Quale settore cresce e quale altro invece rallenta? Se parliamo in termini di valore, in termini di fatturato, i settori che nel 2025 sono andati meglio, si sono comportati meglio, sono soprattutto i settori legati all'allevamento, quindi l'allevamento bovino, siamo il terzo posto a livello nazionale,
l'allevamento di tacchini, l'allevamento avicolo, siamo al primo posto nazionale e comunque nonostante le produzioni siano state abbastanza stabili hanno avuto un incremento grazie appunto all'aumento dei prezzi di mercato. Sono andato bene anche il latte, soprattutto nella prima parte dell'anno, in questa fase finale i prezzi stanno decisamente calando, mentre male sono andate soprattutto le produzioni frutticole. Purtroppo il clima primaverile, le eccessive piogge hanno danneggiato i fiori e di conseguenza la produzione è stata molto carente, nonostante alcuni abbiano manifestato dei prezzi in aumento ma non sufficienti, diciamo, a corrispondere a dare l'adeguato fatturato alle imprese del settore. Sono andati male anche i cereali autunno-vernini per via appunto delle piogge e molto meglio invece i cereali primaverili estivi, perché tutto sommato dal punto di vista meteorologico il tempo ha tenuto e la produzione, le rese sono state elevate, anche se il prezzo non sempre, a parte il caso del mais, ha tenuto pure come hanno tenuto le quantità. Tra i protagonisti della Fiera Agricola di Verona abbiamo incontrato anche il presidente di Araba Veneto, Floriano De Franceschi. Presidente, l'importanza di questa fiera per Araba Veneto? Ma è una grande importanza perché, come avete visto dai programmi, abbiamo 5-6 convegni dove presenteremo tutti i nostri progetti che sono finanziati dalla Regione Veneto sulla consulenza alle aziende. Poi si parlerà ovviamente, ed è importante, anche di tecnologia e sensoristica, innovazione. E su questo sapete che da poco AIA, Associazione Italiana Allevatori, è diventata il primo test center in Italia e il quarto al mondo, quindi avrà un compito importantissimo che è quello di fare la verifica su tutta la sensoristica che raccoglie i dati degli animali, quindi un passaggio molto importante. Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione è una realtà importante nella gestione dell'acqua in un territorio altrettanto importante. Ne parliamo con il presidente del Consorzio, Silvano Bugno. Un impegno importante che mi vede di rappresentare questo Consorzio di Bonifica Bacchiglione dal 30 di gennaio del 2025. Sono orgogliosissimo, ringrazio le organizzazioni sindacali tutte e tre che mi hanno proposto alla presidenza e cercherò di dare il massimo per i nostri consorziati, tutti. Un territorio importante, quello dove insiste il Consorzio Bacchiglione, un territorio importante dal punto di vista agricolo ma anche industriale e civile, quindi con delle criticità a cui il Consorzio ha pensato negli anni, continuerà a pensare, che ha una valenza importante. Allora, il Consorzio Bacchiglione è il consorzio lo chiamano il Consorzio di Bonifica di Padova. Noi abbiamo il nostro comprensorio è formato da 58.000 ettari di terreno, di superficie, gestiamo 900 km di canali, abbiamo 45 idrovore di bonifica e una quindicina di idrovore per quanto riguarda l'irrigazione. 100 dipendenti con un bilancio dato dai consorziati che si aggira circa di 14 milioni di euro e abbiamo 192.000 consorziati. Noi come Consorzio di Bonifica stiamo sviluppando tutta una serie di progetti sul territorio perché abbiamo capito in questi ultimi anni che dobbiamo farci trovare pronti con la progettazione in modo tale da poter, accedere a quei finanziamenti che si presentano. Naturalmente sono finanziamenti
non per lo stesso scopo, per cui abbiamo varie tipologie di progetti che riguardano la sicurezza idraulica o che riguardano l'irrigazione o che riguardano anche queste tipologie messe assieme. Ecco, perché ricordiamo il consorzio si occupa di sicurezza idraulica ma anche di irrigazione, che sono due aspetti importanti nella gestione dell'acqua. Assolutamente sì, ecco, normalmente noi con i nostri progetti, in modo tale da ottimizzare le risorse che ci vengono messe a disposizione, cerchiamo di sviluppare quei progetti cosiddetti multiobiettivo, per cui hanno varie funzioni. In primis la sicurezza idraulica, che è il nostro, diciamo, punto cardine. Poi non va dimenticato, appunto, anche tenendo conto delle criticità che si sono presentate negli ultimi anni per quanto riguarda la disponibilità idrica, sì, e per cui dobbiamo sviluppare anche questo tipo di progettazione. Va da sé che su tutto il territorio del nostro comprensorio di bonifica stiamo appunto sviluppando questo tipo di progetti. Adesso mi viene da pensare gli ultimi che abbiamo presentato all'interno del PNISSI, ce ne sono 4 in particolare che abbiamo presentato, dove appunto svolgono questo tipo di funzione. Oggi siamo a Treviso e vi portiamo alla scoperta di uno degli indirizzi più iconici tra i ristoranti della città, l'Incontro di Giacomo Benvenu. Siamo a Treviso, siamo all'Incontro, uno degli indirizzi dei ristoranti più rinomati e qui assieme a me c'è Giacomo Benvenu, che è un'autorità quando si parla di ristorazione a Treviso. Allora, benvenuto Giacomo, che storia è quella dell'Incontro? È una storia lunga, 55 anni fa. Siamo sulla porta più vecchia della città di Treviso, Porta Altinia, e io mi sembra di essere il sindaco di questa area, perché onestamente la gestisco da 57 anni e sono veramente felice perché ho i miei ospiti dall'epoca a tutt'oggi. Abbiamo creato un piatto particolare, niente di particolarità, spaghetti alla sbrinsolona, che hanno una storia immensa, che uno arriva qui col pensiero sempre di mangiare 2 spaghetti alla sbrinsolona e dopo chi mangia il rognoncino, chi mangia un fegato, chi mangia il radicchio ai ferri con formaggio, a secondo dopo della giornata, della stagione. Allora, c'è sempre grande attenzione per i prodotti e per la cucina del territorio. Noi gli spaghetti li abbiamo assaggiati ed erano buonissimi, quindi ci torneremo e vi consigliamo anche voi di venire qui all'Incontro. C'è anche una storia particolare degli interni che sono originali. Come mai? Qui sono stati creati ancora nel 1968, dopo per una storia o l'altra li abbiamo presi noi. E il nome, l'Incontro, è nato così per caso perché eravamo 2 soci che avevamo cominciato con Pierino Filippini a Villa Condolmero ancora nel lontano 59, andiamo bene indietro, e ricordo che Alfredo Beltrame mi ha detto: cosa voglio chiamarlo? Chiamiamo l'Incontro, non si insieme, dove lavorare assieme fate l'Incontro. C'erano tanti problemi inizialmente perché i tempi erano duri, e ricordo che mi ha detto: quando potrà pagare il formaggio, il bottino e il latte, dopo non importa più niente. E così abbiamo fatto, abbiamo creato la prima discoteca per la città di Treviso, che sono bei ricordi, che i ragazzi allora li mantenevamo noi all'interno senza mandarli a spinzellare fuori come succede oggi, e così è nato. Comunque i ragazzi dell'epoca hanno 75 anni e vengono a trovarmi ancora. Allora, una cosa particolare è anche di questo posto, il buffet, e stiamo vedendo che si apre in un modo particolare. Lei, abbiamo l'immagine che lo apre e questo è stato studiato. Il buffet, bisogna dire grazie a un signore che
che non c'è, che non sta bene, che si chiama architetto Tony Collina, che non sta niente bene, per fortuna le auguriamo tanta buona salute. È stato un regalo che lui ci ha fatto su questo disegno di questo tavolo rotondo e frigorifero anche, che piace a tutti. Questo qui è diventato il nostro logo in sostanza. Allora, che il lavoro faccia bene lo vediamo su Giacomo, non vi sveliamo l'età. Un'altra cosa che fa bene, ricordatevi, se volete venire qui all'incontro, mai di mercoledì, perché il mercoledì è il giorno sacro di chiusura, vero? E il mercoledì è sacro, il giovedì a mezzogiorno siamo di riposo ancora, pertanto mercoledì tutto il giorno e giovedì a pranzo. Perfetto. Il mercoledì è giornata di golf per me, non di pullover, di golf. Di golf, bene, sta giustamente all'aria aperta. Allora vi aspettiamo qui all'incontro, grazie dell'ospitalità a Giacomo Benvenu. Siamo e a noi tutta che ringraziamo la la vostra di cucina. presenza, grazie, gentilissimi. E arrivederci sempre a presto. Al ristorante L'Incontro lo chef è Matteo Conte e la specialità dell'incontro sono gli spaghetti alla sbrinzolona. Ricetta? Che sono fatti con una salsa di pomodoro e con l'aggiunta di prezzemolo, 2 gocce di Worcester e una noce di burro. Alla fine mantecati con un filo d'olio d'oliva extravergine. Noi li abbiamo assaggiati, sono buonissimi. Non solo questo, una cucina anche veramente del territorio. Stiamo vedendo adesso il radicchio di Treviso e la casatella. Sì, il nostro piatto della casa, che sarebbe il radicchio cotto ai ferri con della casatella sempre passata alla piastra. Viene un piatto molto appetitoso e buono. Grazie a Matteo Conte, mi raccomando, se voi volete venire all'incontro tutti i giorni tranne il mercoledì e il giovedì a pranzo. Vi aspettiamo a Treviso. Grazie. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 6 del periodico. La pianta di olivo è ancora nella fase di riposo vegetativo, però gli aumenti di temperature che si stanno attuando gradualmente portano alla ripresa vegetativa, affinché la pianta riprenda tutte le attività fisiologiche, ad iniziare dal completamento della fase di induzione fiorale, in cui la pianta decide quante gemme a legno andare ad attuare e quante a fiore. È il momento di entrare all'interno degli oliveti ed osservare le piante con un occhio critico da tecnico, valutando prima di tutto lo stato delle foglie, che devono presentarsi di un verde carico, quasi brillante. Si devono osservare anche le attaccature delle foglie, che devono presentare una resistenza allo strappo, valutando se le foglie presentano delle bronzature, delle perdite di colore, degli arrotondamenti a falcetto che possono indicare delle carenze nutritive oppure delle infezioni da parassiti, principali l'occhio di pavone, la piombatura, andando a valutare se queste foglie hanno anche una certa consistenza normale, che non siano più leggere, che non siano facilmente strappabili, e tutto questo va ad indicare se una pianta è sana o meno. La valutazione poi va ai rami di 1 anno e di 2 anni, andando prima di tutto a vedere se ci sono presenze di cancri rameali, se ci sono presenze di defoliazioni lungo il ramo, se il ramo stesso
presenta una certa flessibilità o se si rompe facilmente. Da notare anche che abbiamo delle defoliazioni lungo l'asse del rametto, perciò anche questo potrebbe influenzare la capacità fotosintetica della pianta. Probabilmente questo ramo, se non è stato attaccato da parassiti, potrebbe essere ombreggiato. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Anche per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, cari amici, lo potete fare sul nostro sito www.verdeanordest.tv e naturalmente sul nostro canale YouTube. Se volete scriverci, la mail è redazione@verdeanordest.tv. Ci vediamo qui prossima settimana, stessa rete, stessa ora. Non dimenticate di seguirci e mettere i vostri like sui nostri social.